noi un piccolo azionista, un piccolo socio di Banca Popolare di Vicenza. Cosa avevamo acquistato noi da Banca Popolare di Vicenza? Avevamo acquistato questo, un salvadanaio in cui mettere i nostri risparmi. Non cercavamo profitti, e infatti non ne abbiamo quasi mai avuti. Forse i vecchi soci hanno avuto qualcosa, però negli ultimi 10 anni non si è mai visto niente. Perché li abbiamo messi lì? Perché volevamo conservare il nostro capitale. Ci era stato assicurato che sarebbe stato al sicuro. La fiducia si guadagna goccia a goccia, ma si perde a litri. E queste due banche finora le hanno perse a ettolitri, neanche a litri. Alcuni hanno detto che è colpa nostra. È colpa nostra perché siamo degli analfabeti finanziari. Ora, se io vado dal medico, non devo essere laureato in medicina per sapere che quello che mi dice il medico è vero. Io ho fiducia nel medico, così come ho fiducia nel farmacista, ho fiducia nell'avvocato, ho fiducia nel panettiere, nel fruttivendolo. Senza fiducia questa società, la nostra società, non può reggersi. Le due banche hanno tradito la nostra fiducia e noi non stiamo ricevendo supporto, purtroppo, dallo Stato italiano. Lo Stato ha un compito molto semplice: dovrebbe livellare il terreno in modo che le condizioni siano uguali per tutti. Finora questo non è stato fatto. Adesso qui abbiamo una forza politica di portavoce che stanno cercando di superare questa impasse, visto che fino ad oggi la magistratura non è riuscita ancora ad emettere nessun provvedimento per Banca Popolare di Vicenza. Per Veneto Banca qualcosa in più è stato fatto. Speriamo che a breve ci siano novità anche per Popolare di Vicenza, ma dovrebbe essere il sistema bancario stesso a punire chi tradisce la fiducia dei clienti, perché una banca non ha nulla da vendere se non la propria fiducia e la propria reputazione e un tasso di interesse. Il resto sono solo abbellimenti. Senza la fiducia una banca non tira avanti. Gli organi di controllo, Banca d'Italia e Consob, scusatemi se vi porto via gli argomenti, gli organi di controllo in ultima istanza sono pagati da noi. Quando noi paghiamo le tasse, paghiamo i bolli, paghiamo i canoni, paghiamo le commissioni. Se guardate gli estratti conto ne troverete diverse di queste voci. Gli organi di controllo sono lì per tutelare persone come noi, ed è questo che dice l'articolo 47 della Costituzione: la tutela del risparmio in tutte le sue forme. Questi organi di controllo al momento hanno controllato? Sì, no, non lo sappiamo. Certo è che il risultato di questi controlli a noi non è mai arrivato. A noi non è mai arrivata, a noi soci, non è mai arrivata una comunicazione da Banca d'Italia o dalla BCE, come è successo nel corso delle ultime assemblee, che diceva: c'è questo problema, dovete fare questo. È sempre rimasto tutto riservato. Questa è una cosa che spero la prossima commissione d'inchiesta parlamentare, che se ne sta cominciando a discutere, sarà una cosa che dovranno affrontare. Chi non rispetta le regole deve essere punito. Questo è l'assunto di ogni società. Se lo Stato non punisce chi non rispetta le regole, andremo ai livelli superiori. Oggi si prova a fare un passo per andare ai livelli superiori in Europa, ci sono altre istanze che si possono fare, cercheremo di fare anche quelle. Questa economia, la nostra società, è stata costruita da persone in blue jeans, o per dirla alla veneta, in braga di fustagno. Adesso la stanno distruggendo delle persone in doppio petto. Persone in doppio petto che non sono le persone che vediamo qua oggi, operai, pensionati, contadini col vestito della domenica o del sabato sera.
sono le persone che stanno ai vertici delle istituzioni finanziarie e bancarie. Dio non gioca i dadi, diceva Einstein. Sembra però che i banchieri sì, perché stanno sistematicamente distruggendo la nostra ricchezza, che è frutto del nostro lavoro, per alimentare un sistema finanziario che non porta frutti a nessuno se non a queste persone. La mia storia è abbastanza banale come azionista. Sicuramente, certamente ci sono storie molto più drammatiche in sala. Io avevo poche azioni, però eravamo 3 generazioni di azionisti, io, i miei genitori, mia nonna. Mi fa piacere vedere così tante persone presenti stasera. Vorrei però che queste persone fossero presenti anche in altre occasioni. Ci sono alcuni soci che vanno ogni settimana. Sono soci che ogni settimana vanno a manifestare davanti al Tribunale di Vicenza per cercare di spronare la giustizia, per dire siamo ancora qui, non molleremo. Ci sono soci e associazioni che manifestano davanti alle banche. Cercate di informarvi e cercate di partecipare, perché partecipare all'ultimo minuto potrebbe essere troppo tardi. Grazie. Voglio farvi un attimo di cronistoria di perché siamo qui oggi. Questa cosa parte a maggio del 2016, quando io, come presidente del gruppo FDD al Parlamento Europeo, il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio e il nostro consigliere regionale Jacopo Berti, a Strasburgo, quindi nella sede del Parlamento Europeo, abbiamo fatto una conferenza stampa davanti alla stampa europea, spiegando alla stampa europea la truffa che era stata messa in atto nel nostro territorio. Lo abbiamo fatto a Strasburgo perché, se è vero come è vero che la truffa si è perpetrata qui, è vero che chi doveva controllare molto spesso era in Europa, e quindi era giusto andare a denunciare lì quello che qui era successo. A seguito di questa denuncia pubblica che facemmo insieme, cominciò a balenarmi un'idea e cominciai a pensare che forse, oltre alla giustizia italiana, era il caso di andare a scomodare anche la giustizia europea, e pensai all'epoca alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, e cominciai quindi a pensare se c'era la possibilità di comparire dinanzi a questa Corte a tutela dei risparmiatori del mio territorio che avevano perso tutto. Ovviamente io non sono un legale, non sono un esperto della materia, non ero coinvolto come molti di voi nella situazione, quindi quello che potevamo fare era chiedere dei pareri a chi ne sa più di noi. Lo abbiamo fatto, abbiamo trovato 2 avvocati che hanno cominciato a indagare per capire se era possibile questo tipo di azione. Uno è il professor Patti di Roma, un altro è l'avvocato Calvetti, che tra l'altro ringrazio perché è presente anche in sala, così come ringrazio anche il coordinamento di Don Enrico Torta, che ci ha supportato in questo percorso in questi mesi. Ora, da questi pareri legali che abbiamo chiesto e che abbiamo sostenuto anche economicamente, abbiamo cominciato a intravedere uno spiraglio di possibilità di agire anche di fronte a questa Corte. Come vi dicevo, io non sono un tecnico, quindi oggi ci sarà un professore che abbiamo invitato in qualità di tecnico, che vi spiegherà quali sono i margini di manovra dal punto di vista tecnico, quindi sarà lui che avrà questo onere. A me tocca solo illustrarvi quella che è l'iniziativa, che, come vi ho detto, parte da maggio, ha fatto questo percorso,
quando abbiamo visto questo percorso, questo spiraglio aprirsi, abbiamo cominciato a pensare come si poteva agire. I nostri eletti, sia al Parlamento europeo che al Parlamento nazionale che in regione, da quando sono eletti si tagliano parte dello stipendio. Questi soldi vengono destinati di solito ad azioni che vanno a favorire un progetto dello Stato per aiutare le imprese a nascere. Una parte di fondi regionali, penso per esempio a quelli in Sicilia, sono stati utilizzati per sistemare una strada quando la Sicilia fu tagliata di fatto a metà dal crollo di una strada. E qui abbiamo deciso quindi di utilizzare questi soldi che i nostri consiglieri regionali si decurtano ogni mese per pagare questo ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Quindi voglio essere molto chiaro, nessuno vi chiederà mai un solo euro, nessuno vi chiederà mai niente in cambio, è un'azione che abbiamo voluto fare, la faremo con i fondi nostri e la porteremo, spero, a termine. Siamo coscienti, perché va detto, che come tutto quando si parla di temi legali è abbastanza variabile. Sappiamo che questo ricorso può essere rigettato, sappiamo che dipenderà molto da chi dovrà decidere, ma ci sembrava corretto provarci fino in fondo, senza gravare in alcun modo sulle tasche di chi ha perso tutto. Quindi, dopo di me ci saranno degli interventi di chi ha seguito l'atto nazionale questo tema, perché la battaglia è anche molto nazionale e quindi cederò la parola a loro, io mi limiterò a moderare gli interventi. Quello che vi offriamo oggi è la possibilità di aderire gratuitamente a questo tipo di ricorso. A qualcuno di voi è già stato, credo, distribuito un modulo, lo potete compilare semplicemente con i vostri dati, troverete all'ingresso altre persone che ne possono distribuire altri se non li avete ricevuti. Quello che vogliamo ottenere è raccogliere quante più adesioni possibili per presentarci davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo con un numero importante e imponente di cittadini truffati, per far vedere che stiamo rappresentando un numero enorme di cittadini che sono truffati dalle mani. Oggi abbiamo anche capito che questa azione può essere non solo limitata alle 2 banche del nostro territorio, ma può essere estesa a tutte quelle situazioni simili nel territorio italiano. Quindi la prossima settimana io andrò a Ferrara a incontrare un comitato che sta vivendo, di cittadini che sta vivendo la stessa situazione, raccoglieremo le adesioni anche noi in maniera che questa azione sia sempre più importante e sempre più efficace. Metteremo il modulo online, quindi chi non ha potuto partecipare oggi, e mi scuso se la sala è troppo piccola, ma non immaginavamo una tale presenza, la prossima volta sicuramente ci organizzeremo in maniera diversa, ma metteremo comunque un modulo online, quindi chiunque lo potrà scaricare, lo potrà compilare e ce lo potrà inviare. Poi sui dettagli del modulo il professor Filograno sarà più preciso. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione, lascio la parola al senatore del Movimento 5 Stelle Cappelletti che introdurrà il tema nazionale. Grazie. Sono di Vicenza, quindi mi sono dovuto occupare del crack della Popolare di Vicenza fin dal primo minuto. Ma non sono qui per ripercorrere quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo cercato di fare in qualche maniera per evitare che si arrivasse a questo punto. Sono qui magari per sviluppare qualche considerazione politica, per capire in quale contesto tutto ciò è avvenuto e cosa si sarebbe dovuto fare perché ciò non avvenisse. Vorrei partire da un assunto.
chi ha sbagliato deve pagare. E non l'ho detto io, non l'ho detto io. Lo ha detto il Presidente del Consiglio quando è venuto a Vicenza, non per incontrare i risparmiatori truffati dalla Popolare di Vicenza, è venuto per fare promozione per il referendum. Però Vicenza ha trovato questa obiezione. Che cosa bisogna fare adesso per dare ristoro ai risparmiatori truffati? Chi ha sbagliato deve pagare. Andiamo a vedere chi ha sbagliato. Andiamo a vedere chi ha sbagliato. Io ho elencato 4 punti, non necessariamente in ordine di importanza, per descrivere chi ha sbagliato. Ma guarda caso tutti e 4 riportano alla politica. Guarda caso tutti e 4 portano ad una maggioranza, guarda caso tutti e 4 portano ad una assunzione di responsabilità che non c'è stata. Il primo è chiaro, è evidente, chi ha sbagliato deve pagare, gli organi di vigilanza, Consob e Banca d'Italia. È evidente, è chiarissimo. Dovevano vigilare in maniera efficace, questa vigilanza non è avvenuta. Si dirà d'accordo, gli organi di vigilanza sono istituzioni indipendenti dalla politica. Invece no, perché i vertici di Consob e Banca d'Italia sono di nomina politica, sono di nomina governativa. Eppure, nonostante davanti a questa evidenza, di questa incapacità di assolvere il loro compito, non si è levata una voce per chiedere le dimissioni. Se non quella da un sottosegretario che, guarda caso, non è stato neppure confermato in questo governo. Perché ci sono delle responsabilità enormi che fanno capo alla Consob e alla Banca d'Italia? Ormai stanno affiorando tutti i giorni. Notizie le apprendiamo dalla stampa, le apprendiamo da quella parte di procedimento penale che sta lentamente ma procedendo. E sappiamo che almeno l'ultimo aumento di capitale per il Popolare di Vicenza ha coinvolto 35.000 risparmiatori. Ebbene, è avvenuto nella consapevolezza che si andava a sottoscrivere delle quote azionarie al valore di 62,50 € quando un decimo di euro poteva essere fin troppo per poter rappresentare il valore di quella società. E nonostante questo, la Banca d'Italia e Consob hanno autorizzato l'aumento di capitale. E nonostante questo, anzi, hanno fatto pressione perché la Popolare di Vicenza acquistasse anche Banca Etruria, visto che era un ottimo affare per rimettere i conti in ordine. Non è l'unico punto questo, evidentemente. Io mi occupo di giustizia, sono in Commissione Giustizia in Senato. La riforma della giustizia che più mi sta a cuore e che meno ha fatto passi avanti in questa legislatura è la riforma della prescrizione. Può sembrare qualcosa di teorico che è lontano dai vostri interessi. Non è così. Sono andato a vedermi quelli che sono i termini di prescrizione, partendo proprio dall'assunto che chi ha sbagliato deve pagare. E i principali reati che vengono addebitati a questi signori. Sapete che ci sono indagini, attualmente sono procedimenti in corso per aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza, ma anche, insomma, già anche le procure aggiungono che altre fattispecie di reato potrebbero aggiungersi, che sono il falso in bilancio, il vincolo associativo, finanche addirittura la truffa e l'estorsione. Ebbene, andiamo a vedere in quanto tempo si prescrivono questi reati. Aggiotaggio si prescrive in 6 anni, 6 anni e mezzo in caso di sospensione. Attenzione, 6 anni e mezzo, 7 anni e mezzo, dai 6 a 7 anni e mezzo, che partono da quando viene realizzato il reato, non da quando viene scoperto, da quando inizia l'attività della magistratura. Cioè 6 anni per arrivare al terzo livello di giudizio. Ostacolo alla vigilanza, stesso termine di prescrizione. Falso in bilancio, stesso termine di prescrizione. Vincolo associativo, idem, dai 6 anni ai 7 anni e mezzo, perfino la truffa. L'unico reato che potrebbe, per la durata della prescrizione, lasciare intendere che si potrebbe arrivare ad una sentenza di terzo grado definitiva, è l'estorsione. Però capite bene che sarà difficile da dimostrare, sicuramente per i grandi numeri. Ora, finché abbiamo questa spada di Damocle della prescrizione nel nostro paese, non avremo la certezza del diritto. Anzi, il contrario, abbiamo una ragionevole certezza che chi veramente si è macchiato di questi reati che sono gravissimi, rischia di farla franca. Pensate che da quando c'è stata la riforma della prescrizione 10 anni fa, ex Cirielli,
1,5 milioni di procedimenti penali sono finiti prescritti nel nostro paese, sono 130.000 all'anno, sono 400 processi al giorno che spariscono. E non è casuale, perché la riforma della prescrizione ce l'abbiamo all'ordine del giorno alla Commissione Giustizia da 4 anni, e se non la si vuole fare, perché non si vuole arrivare a una proposta di riforma del Movimento 5 Stelle, che cos'è? No, sostanzialmente è una tutela efficace nei confronti di quei dipendenti, di quelli che lavorano all'interno di un'organizzazione e che hanno il coraggio, nel momento in cui avessero a conoscenza di un illecito che avviene all'interno della loro stessa organizzazione, di andarlo a denunciare all'autorità. Bene, quei soggetti devono essere tutelati. Pensate che uno dei più grandi scandali del secolo, Enron, 74 miliardi di buco, nasce proprio sulla base di un intervento di questo tipo. Forse se avessimo avuto questa riforma anche nel nostro paese non staremmo qui a parlare adesso, sicuramente non in questi toni, con questa gravità di questo crack. Poi ci sono le responsabilità della politica locale, ci sono le responsabilità dei politici che hanno il nome e cognome, non della politica tout court. Sappiamo tutti dei finanziamenti, ad esempio, di Sorato alla campagna elettorale della Moretti. Faccio il nome e cognome. Sappiamo anche che è la punta dell'iceberg. Sappiamo che vengo da Vicenza sono il sindaco Variati, che non ha mosso un dito contro Zonin, nonostante avesse mandato all'aria i conti di una fondazione, che è la Fondazione Eroe, che doveva occuparsi di interventi per la cittadinanza. Ebbene, Zonin che cosa ha fatto? Nel momento in cui ha potuto disporre delle risorse di questa fondazione, ha investito la quasi totalità delle risorse nell'Azione Popolare di Vicenza. Il Comune di Vicenza non ha mosso un dito. Anzi, c'è un giornalista coraggioso, direttore di una testata online, che è stato querelato dal Zonin perché sono state sollevate queste tematiche. Non c'è solo Variati. Quando il Movimento 5 Stelle predisponeva gli esposti che abbiamo depositato in procura contro Zonin, contro questa situazione, mettendo nero su bianco tutta una serie di ipotesi di reato gravissime, Zaia andava all'assemblea degli azionisti difendendo consoli e sostenendo che c'erano delle ingerenze indebite da parte della Banca d'Italia nei confronti di Veneto Banca. E come Zaia anche l'ha culpato, ma perché lo facevano? Perché lo facevano? Chi ha sbagliato deve pagare, dicevamo. E alla fine qua rischiamo che gli unici a pagare invece siano proprio i risparmiatori, siano proprio gli azionisti, sono proprio quelli che non hanno sbagliato per niente. E questo è un rischio reale, effettivo. Ad esempio, accogliendo la proposta, io l'ho definita un'elemosina, un'elemosina per togliersi, loro sì, la responsabilità di dover rispondere ai servizi civili di un enorme importo di danni. Ecco, questa iniziativa del collega Borrelli e dei colleghi della Regione, qui ci associamo anche noi come parlamentari, va esattamente nella direzione opposta, perché cerchiamo di andare ad adire nelle sedi delle giurisdizioni internazionali per sostenere i ricorsi nazionali. Ed è questo che vorremmo fare, di sostenere i ricorsi nazionali. Poi lo facciamo anche tagliandoci una fetta dello stipendio, e spero che questo renda anche questa iniziativa naturalmente più gradita. Ecco. Naturalmente il mio appello, e veramente concludo, è quello di aderire massicciamente, perché se è vero come è vero che un solo cittadino truffato può ricorrere nelle sedi internazionali, è altresì vero che ci saranno migliaia, anzi decine di migliaia, e forse anche molti di più, di cittadini, risparmiatori truffati nel crack di queste due banche a portare il loro ricorso nelle sedi internazionali. Aumenteranno anche le probabilità che questi ricorsi vengano giudicati esattamente come devono essere, con la serietà che questo... Ora siamo di fronte alla tipica occasione in cui si cerca di diluire la responsabilità, di fare in maniera che non si capisca chi sono i responsabili, chi deve pagare, fare il famoso scaricabarile del quale noi italiani siamo maestri. Ma vediamo che possiamo circoscrivere di molto le responsabilità. Allora, 350 miliardi di euro è il 16,7% dei prestiti, è una media che è il triplo della media europea, che è il 5,6%. 350 sono i crediti deteriorati, 200 miliardi sono le sofferenze, che quindi sono quelle più difficili da recuperare. Allora, di questi 200 miliardi,
i 3/4 sono relativi a finanziamenti del valore oltre il €500.000 e quindi è stati erogati a solo il 2,63% dei clienti. Ancora più circoscritto, 579 persone, i grandi debitori, hanno ricevuto il 12,5% di questi 200 miliardi, quindi 25 miliardi di crediti, sono 43 milioni in media ciascuno, li hanno 579 persone, quindi si possono andare a prendere una per una se ci danno i nomi. Il 30% di queste sofferenze è relativo al settore immobiliare, i famosi furbetti nati improvvisamente. Ora veniamo a chi ha concesso questi crediti. Allora, il direttore di filiale ha competenza, autonomia fino a 125.000 euro. Questi, attenzione, sono dati del sindacato dei bancari, non me li sto inventando io, non sono dati 5 Stelle, sono dati di FIBA CISL, un loro studio del 2013. Il direttore di filiale ha autonomia fino a 125.000 euro, poi deve cominciare a rivolgersi ai suoi dirigenti superiori. Questo che cosa ha portato che cosa ha rilevato questo studio? Che 100 persone, i 100 massimi dirigenti delle banche italiane, sono responsabili di oltre la metà del totale delle sofferenze. 100 persone, i grandi dirigenti pagati fior di quattrini. Una spiegazione ulteriore. Nel 94 privatizziamo il sistema bancario. A quel punto lì cosa succede? Anzi, 93, scusate. A quel punto lì cosa succede? Ci sono persone senza scrupoli che fanno il giro delle banche, si fanno prestare soldi e a quel punto comprano numerosissime azioni delle banche, diventano soci rilevanti. C'è una persona che con una sola azienda che aveva 160 milioni di euro di attivo, con un'azienda che fa 160 milioni di euro di attivo, questo si è fatto prestare 9 miliardi. Una finanziaria, 9 miliardi si è fatto prestare. Si è comprato azioni di Unicredit a man bassa, è diventato il terzo azionista di Unicredit. Il terzo azionista di Unicredit. Voi ora pensate, se il terzo azionista va a chiedere un prestito a Unicredit, pensate cosa gli può rispondere Unicredit. È il terzo azionista. Questo è stato uno dei trucchetti, un'altra mandracata, un altro trucchetto italiano per farsi prestare soldi anche senza avere le garanzie. Ora attenzione, ci sono 350 miliardi di crediti in sofferenza, però a fronte di questi le garanzie prestate sono 1.000 miliardi, quindi 3 volte di più, quindi le garanzie ci sono. Quindi andiamo a recuperare questi crediti, e magari facciamolo fare anche a quei dipendenti bancari al posto di essere licenziati, perché sapete diverse migliaia di loro stanno rischiando il posto di lavoro, e dico se è possibile cerchiamo di farli recuperare questi crediti, cioè il triplo del valore. 350 miliardi di euro sono le sofferenze, 1.000 miliardi è il valore delle garanzie bancarie, quindi i soldi per rientrare ci sono. Quindi dateci i nomi dei debitori e noi andiamo a farci pagare. 2 aggiornamenti velocissimi. Veneto Banca e Popolare Vicenza hanno chiesto di poter emettere nuovi debiti con la garanzia dello Stato. Questa è una notizia di 3 giorni fa. La Commissione Europea ha detto ok, si può fare, non è aiuto di Stato. L'Italia potrà concedere la garanzia statale e voi 2 banche potrete emettere farvi prestare nuovi soldi, emettere nuove obbligazioni e farvi prestare nuovi soldi. Bene, quindi lo Stato diventa garante anche di Veneto Banca e Popolare Vicenza. Come verranno usati questi soldi? Per foraggiare ancora i soliti noti o per rimborsare chi è stato truffato? Questa è una notizia di 3 giorni fa. Veneto Banca e Popolare Vicenza potranno farsi dare la garanzia dello Stato, vedremo come verranno usati i soldi. Sempre 3 giorni fa Consob è già stata nominata, è l'ultima cosa che dico. Consob ha presentato una proposta di sanzione nei confronti di una trentina di persone appartenenti all'ex consiglio di amministrazione, all'ex collegio sindacale, all'ex direzione generale e nei confronti degli ex revisori dei conti ed ex dipendenti di Banca Popolare Vicenza. 30 persone, per tutta una serie di violazioni delle norme di legge.
circoscrivendo il periodo per cui chiede la sanzione dal 2011 al 2015. Ora, Consob chiede di sanzionare queste persone, ma Consob non è la società che doveva controllare e chiede questa sanzione adesso, 5 anni dopo. Quindi ammette implicitamente che per 5 anni non ha fatto il suo dovere. Non ha fatto il suo dovere. Adesso te ne accorgi perché abbiamo sollevato tutto questo polverone? Grazie tante, direi. Adesso ve lo dirà Luigi, molto meglio di me, l'avete già capito tutti, non possiamo pensare che questa politica, che è stata come minimo cieca e come massimo segreto di Pulcinella, connivente, non possiamo pensare che sia questa politica che risolverà il problema. Grazie. Perché quello che più disarma in questa vicenda è continuare a non sentire il governo dire nulla su Banca d'Italia, su Consob, ovvero su chi realmente doveva vigilare. In questi anni abbiamo semplicemente visto circa 13 provvedimenti a favore delle banche che vengono, non so se vi ricordate, l'ultimo provvedimento per riuscire a garantire che il prestito venisse pagato alla banca, si dava la possibilità alla stessa, solo dopo 7 rate insolute, di diventare un giudice, quindi di rilevare come pignorare direttamente la casa del debitore. Con il bail-in si ragiona in maniera esattamente contraria, il debitore, in questo caso è la banca, se la banca va in crisi, grazie al bail-in si utilizzano, non si danno più i soldi ai creditori che sono gli obbligazionisti o gli azionisti. Punterei il dito anche su Consob. Consob è venuta in audizione in merito al nuovo decreto, questo famoso sui 20 miliardi, e alla mia domanda, perché la stessa comunicava di aver fatto un buon lavoro sul Monte dei Paschi di Siena, perché secondo loro 13 sanzioni fatte al Monte dei Paschi di Siena significava fare un buon lavoro. E, scusatemi, proprio dopo aver dato 13 sanzioni a Monte dei Paschi di Siena, siamo qui a dover dare circa 8 miliardi per salvarla. A cosa serve il vostro lavoro? Che lavoro fate? Anche perché vi potrei far ragionare sui numeri. Le sanzioni ammontavano a 6 milioni di euro, i crediti deteriorati a più di 46 miliardi di euro. L'1% sono 4 miliardi di euro. Con sanzioni così piccole sicuramente non fai deterrenza. Altro questo, tra l'altro, se nel 2008 già segnalava comportamenti scorretti su Banca Popolare di Vicenza, su Veneto Banca, se non sbaglio rilevava violazione agli articoli sulle false comunicazioni sociali, quindi i vigilanti dove erano in quel momento? Oggi le soluzioni purtroppo che vengono messe in piedi dal governo, che vengono proposte dal governo, sono soluzioni di breve periodo, sono soluzioni tampone. Non facciamoci prendere in giro da questa famosa commissione d'inchiesta, che sì, l'unica soluzione, però se è vero che dobbiamo andare al voto il prima possibile, non possiamo chiudere una commissione d'inchiesta in un paio di mesi. Serve almeno un anno per fare una seria commissione d'inchiesta, servono ampi poteri, serve il Movimento 5 Stelle dentro una commissione d'inchiesta che individui i responsabili e che faccia pagare i responsabili. E in merito alla vostra situazione, l'unica possibilità è quella di congelare assolutamente tutta la crisi del sistema bancario, non dando liquidità a pioggia, dando soldi, così come il governo sta facendo con le garanzie date a Banca d'Italia di questi famosi 20 miliardi, ma prendere ad esempio, come esempio la Svezia. La Svezia, guardate, negli anni 90 ha vissuto più o meno la nostra stessa situazione, un sistema bancario che prestava troppi soldi in maniera semplice, che investiva nella speculazione e meno nell'economia reale. Per risolvere il problema hanno nazionalizzato quasi tutto il sistema bancario. Se voi andate a vedere gli ultimi stress test, nelle prime 10 posizioni sono 4-5 banche svedesi. Quindi le migliori banche al mondo sono oggi quelle svedesi, dopo un piano di nazionalizzazione, quindi di entrata all'interno dell'azionariato delle banche in crisi, una regolamentazione
privatizzazione, quindi trasformazione del mercato in banche d'affari, in banche commerciali, quindi evitare che questi soldi, come quegli investimenti fatti da Banca Popolare di Vicenza su quei famosi fondi lussemburghesi che denuncio da un anno, 250 milioni investiti su questi Optimum Multistrategy, società che gestivano 250 milioni di euro, 240 erano della Popolare di Vicenza. Ricordate Iorio nel 2005 la prima cosa che fece dopo la comunicazione di BCE, mi ricordo, è tagliò proprio 100 milioni di perdite, quindi 100 milioni di perdite che ora vorrebbero far pagare ai piccoli azionisti e agli obbligazionisti delle Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Qui vanno congelate le situazioni, vanno trovati i colpevoli e una volta trovati i colpevoli, perché ci sono, riconosciute le truffe, risarciti gli azionisti e gli obbligazionisti, in questo caso gli azionisti che hanno perso cifre che invece non si può in un anno trasformare un'azione, proprio un'azione da 60 euro a 1 euro, cioè c'è una sicura mancanza della vigilanza, un mancato rispetto da parte dello Stato, come qualcuno ricordava, dell'articolo 47, ovvero la tutela del risparmio, una cattiva politica della BCE. Queste persone, i cittadini italiani, cosa devono risparmiare? Come fanno a risparmiare? Il risparmio non solo non è più tutelato, ma non è più possibile, perché con i tassi che sono passati dal 15% del 92 allo 0% di oggi, o il prezzo di risparmio non ti garantisce più una remunerazione, un conto corrente non ti garantisce più una remunerazione. In cosa devono investire i cittadini, le persone, se non in obbligazioni o azioni, e se non di banche che prima del bail-in non potevano e non erano mai fallite? Ultima questione magari sugli NPL. Gli NPL, questi famosi crediti deteriorati, non vanno venduti a 17 euro su 100 di valore come fatto con le 4 banche, cartolarizzati e venduti a questi fondi, a queste sentenze. Gli NPL, abbiamo un esempio fantastico, l'ho ricordato al capo della vicinanza di Banca d'Italia a Barbagallo un paio di giorni fa, anche lui ha capito quanto sia stata importante quell'operazione, fanno l'operazione del Banco di Napoli degli anni 90. Quando dopo la crisi gestì gli NPL direttamente, recuperando sul 60% il 90% dei crediti. E allora lì andiamo a vedere le singole operazioni, andiamo a vedere chi ha autorizzato il singolo prestito, a chi è arrivato, quali sono le garanzie, perché le garanzie ci sono, e si va a recuperare il possibile. Nessuno, né azionista né obbligazionista, deve pagare una crisi causata da comportamenti sicuramente scorretti di chi ha amministrato quelle banche. Buonasera a tutti e grazie di essere qui prima di tutto. Con il ricorso di cui ha parlato David prima, hanno parlato gli altri e di cui parleranno anche i tecnici dopo, portiamo di fronte alla Corte Europea per i diritti dell'uomo la vergogna delle banche italiane, ma soprattutto la vergogna della politica italiana, perché non dimentichiamoci mai che questo tema è tutto politico ed è tutta politica. Non esiste oggi purtroppo una differenza tra banca privata e pubblica. Noi sosteniamo le banche pubbliche, ma banche controllate dallo Stato con principi di trasparenza e di giustizia. Questi signori prima hanno privatizzato le banche e poi hanno lasciato dentro i loro uomini che hanno utilizzato i vostri soldi per prestare di nuovo i vostri soldi ai partiti e ai loro amici imprenditori, a cui non hanno mai chiesto indietro i prestiti che davano. Questa è tutta politica. Io voglio fare 2 esempi e 2 nomi, perché qui i nomi si devono fare. Tra i grandi prestiti concessi con i vostri soldi, sia di queste banche e sia di Monte dei Paschi di Siena, che non è una banca, è un partito, lo sappiamo bene, ci sono 2 grandi editori italiani, De Benedetti e Caltagirone. Sarà un caso che questi 2 grandi imprenditori, editori, che gestiscono gruppi editoriali in questo paese
parlino male soltanto dell'unica forza politica che con queste banche non ha mai avuto a che fare, è il Movimento 5 Stelle. Sarà un caso che questi gruppi editoriali come l'Espresso, come il Messaggero di Roma, danno addosso ogni giorno sempre ai soliti, e invece con toni trionfalistici, con toni da statisti, ci fanno apparire Renzi o chi per esso i salvatori della patria. È così che ci hanno fregato. Il nostro grande problema è stato anche la mancanza di controllo della stampa su quello che vi è successo. Qui nessuno ha mai parlato veramente di quello che si stava consumando, eppure i segnali li lanciavano tutti, bastava vedere bene che cosa stesse accadendo su determinati prestiti che venivano dati. Allora, se noi promuoviamo questo ricorso, non lo promuoviamo soltanto per discutere del tema e chiedere che ci venga riconosciuto un diritto sul vostro risparmio e su quello che riguarda la proprietà del singolo cittadino italiano, ma qui noi vogliamo anche evidenziare tutte le responsabilità intrecciate che ci sono tra lo Stato e le banche in questo Paese, e lo dobbiamo fare di fronte ad una Corte addirittura che tutela il diritto fondamentale dell'uomo. Cioè noi siamo di fronte ad una di quelle corti che si occupa di schiavitù, ed è a questo che ci hanno ridotto ad una situazione di schiavitù, togliendoci anche quelli che sono i nostri risparmi, i beni fondamentali oggi alla sopravvivenza di una famiglia, i beni fondamentali che sono fondamentali per la sopravvivenza di un individuo. Allora, io penso soltanto una cosa: con l'atto di stasera vi stiamo dicendo, anche con molta umiltà, avete di fronte uno scudo che potete utilizzare. Noi saremo uno scudo con questo ricorso, ma anche in futuro con tutte le altre battaglie che vorremmo combattere. Non vogliamo combatterle da soli, vogliamo combatterle con chi ci sta. Ci sono tante associazioni che lo fanno da tanto tempo. Noi metteremo a disposizione delle persone che si occupano di tutela del risparmio tutta la nostra rete, i nostri gruppi locali, i nostri eletti nelle istituzioni, la nostra possibilità di presentare proposte, di presentare ricorsi. Tagliamo gli stipendi ai nostri eletti e con quegli stipendi finanziamo le azioni che serviranno a tutelare quello che era vostro e che vi hanno tolto con un'azione indecente di uno Stato che preferisce tutelare le banche anziché voi. Poi, se nei prossimi mesi, nei prossimi anni, non lo so, speriamo prima possibile, riusciamo a mandare a casa addirittura questi signori, sappiate che una ricetta semplice esiste in questo Paese per evitare che quello che vi è accaduto ricapiti ancora un'altra volta. Noi abbiamo di fronte delle soluzioni. È vero, la commissione d'inchiesta ci serve per capire bene chi debba pagare le responsabilità per quello che vi hanno fatto. Ma esistono anche altre soluzioni come quelle di cui parlava Alessio per evitare che questo accada di nuovo. Le banche, se lo Stato ci mette soldi per salvarle, diventano dello Stato. Non è che io metto soldi in una banca e lascio gli stessi manager o la stessa classe dirigente di prima a gestire anche i soldi delle nostre tasse come se non bastasse quelli che abbiamo già perso. Deve essere un concetto fondamentale, perché questo è successo in altri paesi d'Europa e, come diceva Alessio, le banche nazionalizzate sono quelle che reggono di più agli stress test, sono quelle più solide. Abbiamo bisogno anche di una banca pubblica per gli investimenti, perché le banche private facciano il loro lavoro, ma io devo finanziare come Stato con una banca il piccolo imprenditore che ha bisogno di prestiti di 25.000, 30.000 euro e non riesce più ad ottenerli perché ormai tutti i prestiti sono al di sopra dei 100.000 euro e devi avere delle grandissime garanzie da dare per riuscire ad accedere ad un prestito. E allo stesso tempo dobbiamo fare chiarezza su una cosa, perché altrimenti non ne usciamo più. Questo Paese ha fondazioni politiche che prendono finanziamenti dai privati e non sono tenute alla trasparenza. In quelle fondazioni potrebbero essere finiti i soldi delle banche per finanziare le campagne elettorali di quelli che hanno fatto le leggi per salvare le banche. Se noi non sappiamo chi li finanzia, non sappiamo chi stiamo votando in questo Paese. E quindi
Io non posso sapere se nella fondazione Open di Matteo Renzi siano finiti i finanziamenti elettorali leciti di queste banche, o di MPS, o di Banca Etruria, ma voglio saperlo, come voglio saperlo per tutte le altre fondazioni politiche che hanno preso soldi, perché ormai io l'ho visto in 4 anni. Vi faccio un altro esempio, l'Ilva di Taranto, 10 decreti salva manager dell'Ilva di Taranto, neanche uno salva cittadini di Taranto. Perché? Perché nel 2013 i Riva dell'Ilva avevano finanziato la campagna elettorale di centrodestra e di centrosinistra e guarda caso insieme si sono impegnati a salvare la governance di quell'azienda, ma quando prima del referendum dovevano andare 50 milioni al reparto infantile dell'ospedale di Taranto, li hanno fatti saltare perché non c'erano, hanno trovato 20 miliardi da sbloccare subito quando dovevano evitare che MPS o altre banche cadessero in uno scandalo che portavano fuori gli scandali dei loro amici. Io non li vedo preoccupati nel salvare i vostri risparmi, li vedo preoccupati solo nel salvare il salvabile prima che venga fuori tutto quello che hanno combinato in questi anni con queste banche. Allora noi dobbiamo andare fino in fondo e se c'è bisogno, come stasera, portiamo questi temi direttamente di fronte alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e di fronte a quella Corte discuteremo di un modello che ci ha fregato ma che non ci deve fregare più. Noi vogliamo giustizia a tutti i livelli, lo so che ci sarà bisogno di tempo e voi non avete tempo, non volete perdere tempo, ma dobbiamo fare tutto il possibile perché anche le future generazioni siano garantite rispetto a quello che è stato, quello che è capitato qui. Noi chiediamo un'ultima cosa e poi vi lascio, noi chiediamo che a tutti quelli che sono coinvolti in questo scandalo, a tutti quelli che sono stati coinvolti in questa ingiustizia, di non accettare elemosina. Vi prego, io vi prego, il loro miglior modo per evitare che una massa critica di persone così grandi possa metterli in difficoltà è spaccarla questa massa critica e quindi provare a comprarli con delle mance, a comprarvi con delle mance. Allora noi qui stasera, se vogliamo iniziare questo percorso che inizia con il ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo, dobbiamo prima di tutto dire a quei signori che la loro elemosina, le azioni e delle obbligazioni subordinate con cui vi hanno fregato e quel valore deve essere risarcito. Quindi alzo la mano io per prima stasera per dire che l'elemosina noi non la vogliamo, non la vogliamo. Io vi ringrazio, teniamo duro tutti insieme, so le difficoltà che state vivendo, ci sono persone che conosco che hanno vissuto questa tragedia, ma l'unione fa la forza e noi ci siamo, utilizzateci come scudo ogni volta che volete. Grazie.